Io adesso passo la parola al professor Zilio Grandi, che in questa ci parlerà non in qualità di professore, ma in qualità di presidente, che si è sempre professori anche sulla tomba, è vero, scusami, però presidente commissione di certificazione dei rapporti di lavoro istituita presso l'Università di Ca' Foscari. Grazie Francesca, grazie per avermi ricordato l'acronimo da mettere sulla mia bara, Semel Professor, Semper Professor, e ci avevo già pensato a dire il vero, però non così concretamente. No, grazie dell'invito, anche perché con Francesca Torelli ho un trascorso professionale di amicizia particolarmente datato, e su questi temi ovviamente anche insieme abbiamo parlato, insieme poi anche ad altri colleghi, spesso e volentieri. Non parlo da professore, parlo da Presidente della Commissione, che è la stessa cosa in realtà, perché solo professori di ruolo possono svolgere la funzione di Presidente di Commissione di certificazione, ma volevo aggiungere qualcosa a quanto diceva Mirta, che a sua volta conosco da parecchio tempo, e, diciamo così, sulla forza del diritto del lavoro su questi temi. Ora, io appartengo a una generazione che ha studiato il passaggio, attraverso un libro di Maria Vittoria Ballestrero, nota fautrice dei diritti delle donne, eccetera, eccetera, dalla parità alle azioni positive. Cioè, quello che voglio dire è che, è vero, ci possiamo balloccare sulle sentenze, ma di strada l'ordinamento giuslavoristico ne ha fatta e parecchia da questo punto di vista. Per cui non possiamo neanche, diciamo, eccessivamente lamentarci. Cos'è che è rimasto dietro? Ma questo lo dico proprio spassionatamente, è rimasto indietro il tessuto sociale, nel senso che ci sono le norme, però poi le norme, come è noto, devono essere implementate proprio nella vita quotidiana del sistema imprenditoriale, del sistema, aggiungiamoci, delle pubbliche amministrazioni. E sempre da questo punto di vista aggiungo che ci sono tanti altri strumenti, proprio perché ne parlavo stamattina con i ragazzi, che in realtà svolgono un'azione indiretta di tutela nei confronti delle donne nei luoghi di lavoro, e che sono evidentemente di grande attualità. Il welfare, uno su tutti. Cioè, quando noi ci lamentiamo che la donna non progredisce, è perché c'è un sistema sociale che è costruito sul fatto che la donna gestisce alcuni aspetti. Sbagliato o corretto che sia, noi dico, l'ordinamento giuridico deve predisporre gli strumenti a ciò che questo non pregiudichi la carriera, punto. E quali sono? Welfare, asilo aziendale, raccontavo ai ragazzi appunto la possibilità di costituire asili che poi si diffondono sul territorio, cioè siamo pieni di strumenti, l'ordinamento giuridico ha fatto il suo mestiere. Chiudo la piccola parentesi e apro invece quella legata alla certificazione, perché come a tutti noto i professori universitari soffrono di bulimia, non nel senso alimentare del termine, ma vogliono essere dappertutto. Guardo Monica Gussoni perché li conosce, vogliono essere dappertutto, vogliono fare tutto. Allora a un certo punto è uscita questa cosa che mi auguro non sia una delle innumerevoli mode su temi veri, quella della certificazione di genere, e poi dico due parole anche su quella delle competenze. Mi sono immediatamente attivato, Monica lo sa, perché ho visto la Madonna, potrei dire, ho detto: Monica, facciamo, cioè l'Università di Ca' Foscari, visto che abbiamo anche una commissione di certificazione che non c'entra nulla, ma è una commissione di certificazione, abbiamo, diciamo, il personale che potrebbe svolgere attività di questo genere, e subito mi imbatto nel diritto, perché purtroppo poi bisogna fare i conti con le realtà giuridiche, ovvero un sistema di accreditamento a cascata, perché come vi è stato già spiegato, io mi accredito presso qualcuno che è già stato accreditato, che però è stato a sua volta selezionato secondo un meccanismo appunto tipicamente a cascata.
Tutto ciò dovrebbe portare dei, evidentemente, benefici, o meglio, dovrebbe portare al riconoscimento, così come è avvenuto in più occasioni, ne hanno parlato prima coloro che mi hanno preceduto, a un riconoscimento che un'azienda, un'impresa è compliant, come dicono i miei colleghi, rispetto alla questione di genere. Oh, attenzione, se io guardo alcune realtà interne, altro che compliant, cioè noi siamo dal 2018, forse anche molto prima, ma se io guardo come dire, il lato oscuro dell'Università Ca' Foscari, cioè Fondazione Ca' Foscari, non c'è un uomo, l'altro giorno contavo, non c'è un uomo. Quindi bisognerebbe cominciare a pensare, diceva, loro dove stanno, dove sono finiti? Ma quello è un soggetto privato e peraltro quello potrebbe essere un soggetto che va a farsi accreditare, tra l'altro. Bene, allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di... Prima questione giuridica è, vedete che ho sollecitato gli uomini a dare segno di presenza. La prima questione giuridica riguarda chi è il soggetto che può attivare, diciamo così, meccanismi di accreditamento come commissione di certificazione di genere. E abbiamo concluso immediatamente che è la stessa università, quindi non altri, non è possibile una delega, diciamo così, a pezzi di università, magari privati, no. E poi su questo io sto facendo, come avrete capito, moral suasion nei confronti della dirigente, perché vorrei andare avanti. Ma che cosa possiamo portare noi come commissione di certificazione dei rapporti, dei contratti di lavoro? Allora, molti sapranno, noi certifichiamo sostanzialmente la genuinità, la congruità dei contratti di lavoro che ci vengono presentati dalle parti. Sono orgoglioso di dire che è uno dei rari casi nei quali il lavoratore vede il proprio contratto di lavoro. Non l'ha mai visto. Dice, ma è quello il mio contratto di lavoro? Sì. Il che già vi rende l'idea di quale meccanismo di nebbia, no, interessi un po' le relazioni di lavoro, soprattutto con soggetti che magari non svolgono attività apicali, evidentemente. E sono dunque contento di poter dire che la Commissione di certificazione in questo svolge un ruolo di trasparenza, perché le imprese sono costrette, ovviamente volendo, perché la procedura è assolutamente volontaria, se vogliono avere il bollino che li mette al riparo più o meno, dico più o meno perché noti motivi, dalle ispezioni, dai provvedimenti degli organi di controllo, devono avere questa commissione. Allora l'idea è quella di come dire, aprire il mondo delle certificazioni dei contratti di lavoro anche a una parte rilevante che riguarda esattamente la certificazione di genere. Chi vivrà vedrà, vediamo che cosa faremo. Chiudo perché sono stato, come dire, indirettamente sollecitato sulla questione della certificazione delle competenze, in quanto bulimico a suo tempo, quando uscì la storia della certificazione delle competenze, che un altro collega dell'Università di Modena aveva immediatamente individuato come business, anch'io ci ho fatto un pensiero, no? La certificazione delle competenze, tant'è che nella originaria composizione della Commissione di certificazione di Venezia fece entrare anche alcuni colleghi di economia aziendale, proprio perché in teoria loro potevano essere deputati a certificare anche questo. Poi non se n'è fatto più nulla, però ha ragione chi mi ha preceduto, la certificazione delle competenze potrebbe essere funzionale anche da questo punto di vista, perché è vero, come è stato detto, non rinnego, che soprattutto i soggetti deboli, i DEST, donne e giovani, hanno bisogno del riconoscimento delle proprie competenze. È altrettanto vero che gli organi, che le istituzioni deputate a fornire queste competenze devono pensare in grande, lo dico in particolare con riferimento alla mia università, nel senso di arrivare a, un termine secondo me bruttissimo, matchare, io non lo sopporto, perdonate, matchare coloro che formiamo con coloro che escono. E qui come lo fai? Anche qui gli strumenti giuridici ci sono, ne parlavo prima con la
presidente dei consulenti del lavoro, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta formazione. Cioè, diamoci dentro, la Regione Veneto su questo è sempre stata propositiva e quindi credo che sia il momento, approfittando anche di questo clima abbastanza favorevole, perché sono cose che portano benefici anche ai temi che stiamo affrontando quest'oggi. Vi ringrazio.